tutte, Leo, le seguiremo tutte. Andiamo live, va, andiamo live. Perché ci sono i calendari, almeno parliamo di una cosa che è vera e reale. Se noi parliamo sempre di queste trattative di mercato, le suggestioni di mercato, non ce ne usciamo più. Allora, la loro rosa a disposizione. c'è un delay. Però insomma quello che si è visto nelle ultime stagioni, no? Squadre tipo la Spal, poi hanno consolidato la permanenza in Serie A grazie a una campagna acquisti. Ma va bene già. Top chat, live chat, ci siamo. Ok, andiamo a vedere che succede. Poi dopo, se voi vi collegate, io me la guardo così. Il problema, qua facciamo troppa pubblicità, In prima visione questa sera alle 21:15 su Sky Cinema 1. così un poco meglio. Ma che avevi pensato? Tanto non ama venire. Sto un po' dietro, Spaghetti. Spaghetti. Lo so, Napoli Mark, lo so. Vabbè, non fa niente. Quello è un po' lo streaming che vedo io, un po' lo streaming di YouTube. Cinese. Questo è il problema. Giacomo Di Lauro, Salvatore Di Ronza, AMFP Napoli Market, Aris Gioia. Ciao, speriamo bene. Che intendi per speriamo bene? Che vuoi sperare? Una partenza buona. Francesco, sì, sei stato proprio puntuale, perché avevo pensato di andare live. Quindi che facciamo? Salvatore, buonasera. Verona la prima. Ah, ma siete proprio avanti allora voi. Io sto ancora alla pubblicità. Vabbè, non fa niente, me li dite voi, non fa niente. Lino Bailo, come stai tesoro? Domenico Paduano, quindi Verona la prima. Giulietta subito. Sono sempre partite. Col Verona non sono mai partite banali. È importantissimo fare bene la prima. Al di là dell'approccio con la stagione, perché... Ed è facile da usare. Batman, provalo, ti piace. Ah, ecco, non fate spoiler, perché se tu non lo stai vedendo, Giacomo, giustamente lo vedi da qua. Però noi siamo molto in ritardo, sarà impossibile. Che macello, vabbè, non fa niente. 2 settimane interamente dedicate al genere. Ragazzi, il mercato Una collezione di 40 si è incasinato tantissimo. ricercati. Mi posso pure abbassare un po' il volume della... Non lo so come mi sentite, fatemi sapere come mi sentite. Posso abbassare un po' il volume della TV, diciamo. Una partenza buona come altri l'anno scorso. Esatto, ma quello non è nemmeno il fatto di una partenza buona. Sono le partite facili, tra virgolette, consecutive, che poi ti fanno avere morale, ti fanno avere un... come si dice? Un vantaggio rispetto alle altre che magari hanno partite più difficili. Ok, sente bene, bene. E quindi è quasi più interessante, perché noi dobbiamo fare il nostro campionato su noi stessi, chiaramente, ma è quasi più interessante sapere i calendari degli altri, perché il dubbio ce l'abbiamo sull'impatto di Sarri sulla Juventus, su come Conte farà giocare l'Inter, Fonseca alla Roma, Giampaolo al Milan. Questi sono più i dubbi, che il Napoli noi lo seguiamo tutti i giorni, quindi lo sapremo bene o male come ci metteremo in campo. Certo, non sappiamo ancora l'11 finale titolare, visto che Ames, che pareva sicurissimo fatto perché lui voleva venire, non se ne sa ancora. L'infortunio ad Asensio non aiuta, anche se l'Atletico non è più un'opzione, visto che le hanno distrutti quelle del Real Madrid. Sarri non è partito benissimo, Sarri è partito malissimo, se chiedi a me. Io volevo fare dei video, purtroppo non c'ho tempo. Prima di tutto il labiale di Ronaldo alla prima sostituzione, che gli dice proprio mai più. Cioè proprio glielo dice chiaramente, mai più. E fa proprio, hai capito mo? E Sarri sempre spallucce, sempre piccolo vicino a Ronaldo. Vabbè, ma lasciamo perdere. Potrebbe anche essere non vero. No, stanno facendo i sorteggi. Io sono solo un po' in ritardo con lo streaming, ma adesso sapremo.
Sarri non è partito bene. Poi fanno 3-3 con la squadra di Ollie e Benji là. E parlano di show. Devi parlare pure di 3 gol subiti. Perché se li ha subiti il Napoli con la Cremonese, li ha subiti anche la... non può essere un disastro e poi lo fa la Juve, è uno show. Questo sempre per la comunicazione. Poi noi non ci deprimiamo per un 3-3 contro la Cremonese e non ci esaltiamo per un 3-0 contro il Liverpool, anche se ci piace. Allora, vediamo un po'. Aris, li voglio incontrare qua. Voglio fare il fatto di Sarri 71 secondi di silenzio subito, al più presto possibile. Lo so, Cagliacone al centrocampo incredibile. Noi avevamo sempre la convinzione che lui si può adattare dappertutto, ma è incredibile Cagliacone, voglio. E questo ci insegna anche una cosa, che l'interesse per un attaccante trequartista che sia sulla destra l'ha Messi, in Napoli ce l'ha. Perché se Ancelotti prova Cagliacone al centro, sa che a centrocampo siamo ancora un po' a livello di scommessa, perché Zielinski si scommette su Zielinski centrale, si scommette su Fabian centrale, Allan quasi inamovibile, Elmas è un'altra scommessa e quindi prova anche Cagliacone. E lì davanti, che con Insigne e Mertens quasi sicuri del posto al momento, davanti si può giocare una chance chiunque venga. Volume della TV, bene. Buonasera, like Gigi Dag. Forza Napoli, sempre ragazzi, sempre. Bello gol di Insigne. Insigne tra l'altro ha giocato bene, ha fatto un bellissimo gol. E poi dovremmo parlare anche di Milik, che non segna le grandi squadre. Guagliù, se non avevano Salah, siamo d'accordo, Firmino, Mané, però tenevano Van Dijk in difesa. Cioè la difesa era titolare, quella del Liverpool. Poi se vogliamo parlare, parliamo. Cioè se vogliamo i cardi per forza, va bene, parliamone. Però Milik, guagliù, Ames e Lozano e possiamo cominciare. Magari. Io Verdi lo terrei. Guarda Domenico, io su Verdi sono molto dubbioso. Io non riesco a prendere una decisione. Io Verdi lo adoro perché tecnicamente i due piedi e a livello uguale, io impazzisco per questa cosa qua. Però ha fatto effettivamente male l'anno scorso le occasioni che ha avute. E nel precampionato ha segnato. Però guardandolo giocare lo vedo ancora non super veloce come vorrei in attacco. Però è in crescita. Quindi se arriva un'offerta degna dalla Sampdoria o dal Torino, va bene, perché poi ci si concentra nel comprare uno nettamente più forte. Ma se quello che deve arrivare non è nettamente più forte, ragazzi, io non voglio fare l'avvocato di De Laurentiis, però è così. Cioè deve arrivare uno che sia più forte di Verdi, non un altro mezzo Verdi, voglio dire, non un Politano, per farci capire. Abbiamo visto anche alcune delle nuove facce che impareremo a conoscere in questo nuovo campionato che sta per nascere. Prima di Ventura, il momento più atteso, abbiamo detto prima, Federico Puglio, quest'anno vincete lo scudetto. Io faccio le corna perché non so di chi sei tifoso tu, con i primi anticipi, e terminerà il ma 24 maggio è del dura. 2020, abbiamo detto anno speciale perché poi ci sono È gli dura europei. per Finisce una il serie di 24 maggio il motivi. campionato, gli europei cominceranno Però il 12 giugno del 2020. Le prime giornate estive, non le è prime detto, giornate non è di sera, detto. per via del caldo che ci sta tenendo compagnia anche in questi Non è detto. giorni. 3 turni infrasettimanali. Si giocherà a metà settimana. Allora, il 22 aprile. Ci saranno 4 vediamo un po', soste per vediamo la un nazionale po'. di Roberto Mancini. Vi ho perso ragazzi, vi ho perso, attenzione, attenzione. Il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Cosa poi importante, Attenzione, vi ho perso.
torna la sosta natalizia. Dopo l'esperimento del Boxing Day torna la pausa invernale, infatti il campionato si fermerà dal 23 dicembre non vi leggo fino al più 5 di gennaio del 2020. Per il resto, altre cose da sapere, Giorgia, stessi slot per quanto riguarda la però ce la farò, non vi preoccupate, aspetta, mo vi recupero. Non cambierà nulla da quel punto di vista. Suddivisione Mo Sky vi da recupero Sky sicuramente. trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10 e 16 dei big match su 20 nella stagione, ma c'è non vi un'altra, muovete, novità molto importante invece da sapere, non vi Giorgia, muovete, che va sottolineata perché cambia l'orario delle partite serali. Non sarà più alle 20:30 il fischio di inizio delle partite serali, ma alle 20:45, quindi non più 20:30 ma 20:45. vabbè, 20:45 che appunto fa cambiare e porta questa novità. Io farei così, Giorgio, andrei a vedere un po' i criteri perché sono tanti. non vi muovete, io vi recupero, non vedo più i vostri messaggi, fammi vedere se riesco a recuperarli. Il fatto che non ci potrà essere 2 incontri consecutivi in casa, non e vi trasferta muovete, per io vi girone, recupero, quella non vedo più i alternanza casa trasferta per ok, Genoa, Sampdoria, forse Inter, adesso Milan, Juventus e Torino, perfetta alternanza casa trasferta per Lazio e Roma, ad eccezione forse dell'ultima adesso vi giornata, vedo. perché l'Olimpico ospiterà la gara inaugurale Live dell'Europeo chat. del 2020, alternanza al meglio degli incontri in casa trasferta Ok. anche per Atalanta e Parma. So, adesso vedo Aggiungiamo che non ci possiamo Juventus, forza Juve sempre, ma la vedo brutta quest'anno. Vabbè, allora stai chiagnendo e futtendo, non fa niente, ragazzo, poi ne parleremo quando cominciano le partite che contano, dove gli arbitri fanno il loro dovere. Ah, tra l'altro, partita di Olli e Benji, la simulazione di Pjanic da standing ovation per avere il rigore. Guagliù, sono partite amichevoli, ma io che a pallone, vuoi sempre il rigore per aggiustarla. Camarò, è proprio brutto da vedere, è proprio brutto da vedere i fuorigiochi chiamati al Tottenham inesistenti, il rigore non dato al Tottenham, cioè nemmeno nelle amichevoli internazionali, proprio non c'è. Non fa niente, non ne parliamo. Se la stanno pigliando a lungo. 4 giornate che saranno la sesta, la nona, la 12ª, la 16ª giornata di campionato in cui queste squadre impegnate in Champions e Europa League allora si incontreranno tra di loro in virtù naturalmente degli impegni europei. Gulam non mi convince. Io do la parola a lei per sapere un po' Gulam deve tornare il Gulam di 2 anni fa, questo i è. nostri ragionamenti sulle aspettative nella nuova stagione. Questa volta che cosa vuol sottolineare? Beh, intanto mi piace dire che oltre ai 90 anni quest'anno abbiamo fatto in modo che ci fossero presenti le 12 società. Beh, Delict Pacco non lo so, però certo è che ha cominciato con un autogol ed è giovane, il fatto che sia giovane può essere plasmato da Sarri, se Sarri si mette lì e gli insegna, però può volerci un po' di tempo, questo è. Nel campo degli allenatori. Pensare che ora è da me sono le 13:13. Roma, Sampdoria, quindi immaginate che lo streaming è un po' in ritardo, più in ritardo che si crea con YouTube leggermente. Anche questo è un fatto positivo. Quindi da voi già siamo alla Fiorentina e noi ancora dobbiamo cominciare. Adriano, Le squadre hanno confermato, cioè ragazzi, un po' di fame. Agli eccellenti risultati fatti nell'anno scorso, invece. Quindi il Verona era fuori o dentro o in casa? Che mi pare che il Napoli aveva chiesto di giocare la prima fuori. La prima e la seconda fuori. Nelle coppe europee con il Torino. Sarri non ti convince? Vabbè, Fede. Allora, Sarri è un personaggio che va analizzato. In futuro ne faranno dei libri, dei film. Sarri ha dimostrato di avere un solo obiettivo: dimostrare di essere il migliore. Anche la scelta di andare alla Juve significa io potevo rimanere al Chelsea, potevo andare in un'altra squadra, voglio essere il migliore al mondo, cioè dimostrare che dalla banca ai campi di periferia sono arrivato a vincere la Champions League. Questo è l'obiettivo di Sarri. Mo Sarri ha dimostrato anche che pur di battere i record e pur di fare più punti possibili, lui non ha guardato in faccia a nessuno, non ha fatto giocare Maggio nell'ultima giornata della sua cosa a Napoli e tutti quanti l'abbiamo detto, ma potevo fare uguale, ma lo scudetto era perso, non voleva sapere niente. Quindi il problema di Sarri può essere la sua cocciutaggine, che a volte è buona, nel senso che se lui ha ragione è bene perseguire un obiettivo, però la sua cocciutaggine a volte lo può portare a fare degli errori. Poi la gestione dei campioni, non lo so, io credo che abbia imparato parecchio stando al Chelsea. Certo è che Ronaldo ha una personalità che non
Non puoi trattarlo come tutti gli altri. Già si è visto nelle conferenze stampa. Ronaldo può fare quello che vuole. Cioè, capito? Che non so se è una cosa giusta o meno, ma... Ne gioca 2 fuori. Ok, esatto. Le prime 2 fuori. Ciao Bianca. E allora, noi ci siamo quasi. Sta per nascere la nuova Serie A Team. Se lei è pronto, conto la rovescia. Ah, quindi lo fanno... 2, 1. Ci siamo, la nuova Serie A Team. Buon divertimento. Lo fanno su un iPad. Vabbè ragazzi, quindi noi siamo in ritardo, ma voi starete vedendo su un'altra cosa. Vabbè, vediamo le altre. Non fa niente, tanto qualcuno magari se lo vedrà dopo. Cagliari Brescia non ci interessa proprio. Per il Cagliari solamente dobbiamo vedere Rogue che impatto ha. E addirittura pare si vogliano prendere Nainggolan. Cioè pare che sia Nainggolan che voglia andare a Cagliari a chiudere la sua carriera. Io penso sia una scelta piuttosto di vita. Se ti tagli di 4 volte lo stipendio e per far stare bene pure tua moglie che non sta buono purtroppo, e te ne vai in Sardegna. Io penso sia una scelta che Nainggolan dovrebbe fare proprio per stare bene. Fiorentina-Napoli. Ah ragazzi, la prima è Fiorentina-Napoli, non è Verona-Napoli. Che mi state dicendo? Che mi state dicendo? Va bene, Fiorentina-Napoli. Ok, non c'è male. Verona-Bologna. Inter-Lecce. Vedete? Scusate. L'Inter parte facile in teoria. Parma-Juve non è così facile secondo me. Abbiamo mandato Inglese. Speriamo che Inglese faccia il suo gioco. Roma-Genoa 1. Sampdoria-Lazio, la partita forse più interessante insieme a Fiorentina-Napoli. E Udinese-Milan. Vabbè. Comincia tosta. Comincia tosta proprio con la Fiorentina, non è detto. Nuovo presidente, la nuova squadra. L'hai detto tu, è una partita speciale anche per Antonio Conte. Aspettiamo il debutto Va bene. Azzurra. Allora le chiedo che cosa ha portato, lei che poi lo conosce. Tanto da prendere Buffon, pure la storia di Buffon è un poco strana, Ha portato un grande entusiasmo. Tant'è vero che se vincesse la Champions League il Paris Saint-Germain, io direi che la colpa è di Buffon. Possiamo dare tutta la colpa a Buffon. Poi è chiaro che l'Inter beh, è chiaro, no? ha un blasone forte, per cui questo abbinamento sono sicuro ci porterà lontano. Tonali sarebbe il caso di cominciarlo a vedere in Serie A. Secondo me fa bene a rimanere a Brescia e giocarsi una Serie A col Brescia, che ha creduto in lui da quando era piccolo, e poi esploderà, secondo me. Mi piace tantissimo Tonali per quello che ho visto su YouTube. Credo che sia assolutamente da rispettare e da condividere, perché dimostra innanzitutto una grande passione, come ho sottolineato prima, ed è giusto che gli allenatori siano esigenti, soprattutto in questa fase di stagione dove vogliono lavorare in modo molto approfondito, e per lavorare in modo approfondito Marotta, bisogna anche che la rosa sia completata sì, più in fretta possibile. È chiaro che per noi quest'anno rappresenteranno 0 con Conte, quindi evidentemente ci sono state delle dinamiche, ci sono tuttora delle dinamiche che vanno gestite al meglio, alcune operazioni che vanno... Vi siete iscritti al canale, però, sì? ecco, siamo fiduciosi di poter allestire alla fine di questa campagna una squadra competitiva. Se vi iscrivete al canale e cliccate sulla campanella, poi vedete quando io sono live e ne parliamo live, perché parlare solo io mi sto rompendo un po' i coglioni. Vista l'esperienza anche che ha accumulato nel calcio. Non sono patate, tesoro, sono baked in Brooklyn, pita chips, sono praticamente pane. Pane fatto a patatine. Sono buone. Sembra Piero. Hai ragione. Per cui oggi, come dicevo, è più l'effetto mediatico che condiziona delle scelte della società che altro. Grazie a Marotta. No, ma io ci devo mettere gli occhiali. Anche direi Massimo Cellino, perché la prima giornata per lui sarà un rientro molto particolare. Devo fare in modo di metterci gli occhiali, non so come cacchio fare. Poi Luca Marchegiani sulla nuova Inter di Conte, Stefano, perché ci sono delle situazioni in uscita che, come dire, no, sono ancora da risolvere. Forse Conte non me lo fa mettere. Lo stesso Conte mette sempre in evidenza che in questo momento gli attaccanti sono ecco qua. comunque delle carte anche alternative. Aspettiamo, però per ora però non è trasparente. Sto facendo un macello. I dettami di Conte dal punto di vista tattico. Seconda giornata Juve-Napoli, ma vera fai? Allora Verona era solamente un'ipotesi. No ragazzi, non mi fate così.
Napoli. Certo, è importante. Non mi fate così, che voi state in vantaggio, io sono in ritardo e mi vengono... Mamma carma. Mi viene il coccolone così. I nuovi metodi Ma di lavoro, vi soprattutto tolgo le i nuove, commenti. concezioni tattiche. Io sull'Inter No, vabbè, sono se volete fare. Però vedi che bella perché partenza. è Fiorentina e quindi sono Juventus. gli input dell'allenatore. Uno non vuole piangere, però. Certo, mancano le punte in Vabbè. questo momento. Però anche per la Juve Andiamo sul Lecce, Giorgia. si affronta il Napoli alla seconda giornata, però la affronta in casa. E quindi Sarri c'ha l'impatto positivo. Antonio Conte, per voi che cosa significa tornare in Mamma Serie A per carma. l'Inter? È una grandissima soddisfazione essere in 2 anni, insomma, passare dalla Lega Pro alla Serie A è stato un evento incredibile, una soddisfazione enorme. Dicevo proprio all'amministratore Marotta in assemblea, chissà se la prima di campionato non veniamo a fare le visite, così è stato, insomma. Beh, Affascinanti, certo speravo la che Juve- un po' più soft, però va bene così. Io non ho. Ne parlavamo anche intanto, grazie naturalmente. Non ricordo degli esoneri clamorosi veloci. Di solito danno tempo. Sarri che debutterà sul campo del Parma, Stefano De Però Gregorius, non possono permettersi per gli investimenti fatti di stare indietro. Io credo che l'esonero a Sarri avvenga solamente in caso di tracollo in Champions, cioè perdere le prime 2/3 partite. Se fa un punto in 3 partite in Champions è capace che lo esonerano, per cercare poi di... perché la Champions, il campionato hai sempre tempo di recuperare, non c'è problema. Sarri non partì bene col Napoli e finì comunque secondo dietro alla Juve al primo anno. Sarri steccò le prime 3, poi cambiamo modulo e andammo fortissimi fino alla fine. Il presidente del Cagliari mi giro io, mi dispiace per Giolini, ma non mi sono... Ecco, noi spoilerati, facciamo questo accordo, ha ragione Giren-san. Meglio affrontarli subito, ce li torniamo di torno. Non hai torto alla fine, sì, va bene. E poi ci facciamo il campionato nostro, invece di aspettare magari la penultima giornata dove magari ci giochiamo delle cose. Sì, è meglio così, forse non avete torto. Quindi non spoilerate nei commenti, perché c'è qualcuno che sta guardando solo me e non sta guardando le cose perché giustamente non avete Sky. Precedente di buon auspicio, quindi mi auguro che... Ma quante chiacchiere, volete cliccare quel cazzo di iPad, forza. 4 anni fa, l'ultima volta che abbiamo affrontato il Brescia, c'era stato uno strascico molto antipatico, già è andato perché il nostro calciatore ha subito un bruttissimo infortunio, peraltro oggi che è un calciatore del Brescia, Daniele De Sena, il nostro ex capitano, e quindi il giorno di ritorno... Nel frattempo io aggiorno anche i miei amici. Tutta in casa e aveva rifilato un risultato tecnistico al Brescia, quindi spero che questo sia di buon auspicio anche per una vittoria alla prima di campionato. È già sfida per completare la squadra, presidente? Va bene così. Ok, dai. Luigi e Barone, dai. C'è Pavoletti che corre. È una gara molto complicata. Ma Ferrero lascia, Ferrero sta vendendo. Poi naturalmente torneremo su tutte le altre squadre anche più avanti. Vediamo anche che sei meglio di Sky. Ti ringrazio, Giacomo. Anche qui sarà tra il 31 agosto e il 1° Sarri Dura Minga. Dunque che si disputerà Giulia, ciao, che intendi? Leggiamole insieme: Atalanta-Torino, Bologna-Spal, Allora. l'Inter di Conte in trasferta contro il Cagliari, Genoa-Fiorentina, Juventus-Napoli alla seconda giornata della nuova Eppure serie il derby c'è. Juventus-Napoli, Lazio-Roma, dunque derby di Roma oltre a Juve-Napoli, sarà una seconda giornata subito molto interessante. Lecce-Hellas Verona, il Milan in casa contro il Brescia, Sassuolo-Sandoria, Udinese-Parma. Chiaro che Juventus-Napoli sarà la partita speciale per Maurizio Sarri. Pavel Nedved, buonasera di nuovo. Buonasera. Fammi sentire. Assolutamente, ovviamente si comincia forte. Cominceremo a Parma, dove è uno stadio bellissimo, dove si potrà giocare e esprimere un calcio veramente bello, con bello stadio, con la gente sempre che ci accoglie bene, perciò sono contento. Seconda giornata particolare per l'allenatore, ce la toglie almeno subito, ma cominceremo forte, quello sì. Che cosa ha portato Sarri Come mi dà nel fastidio. vostro mondo in questo primo Non approccio? avevo detto che non poteva essere il più big match nella stessa giornata. E che ti devo dire? Cioè, il derby più la Juve, cioè, sono finiti. Le altre partite sono quasi inutili da guardare. Ha dato tempo, come anche ha dato tempo ai giocatori per capire le sue idee. Meno che non considerano il derby un big match, ma come fai? Ci sono idee molto interessanti. Hai ragione. Che poi alla Ciao fine Giuseppe Di Leo. Lo tengo grandissimo allenatore e avrà tutto tempo per poter mettere tutto ai suoi giocatori a disposizione.
E quanto sarà questo tempo, Nedved? Perché poi, no, dobbiamo dircelo prima, nel senso che un minimo di pazienza ci vuole quando si va incontro a un cambiamento comunque importante. Assolutamente, quando scegli l'allenatore non lo scegli per pochi mesi, neanche per un'annata, lo scegli per il futuro, per poter avere tempo a esprimere le sue idee. Questo Comunque voglio, lo avrà abbastanza. il sorteggio è una puttanata. Io non dico che lo organizzano, hai capito, per favorire questo, però ci sono troppi paletti. Cioè, alcune partite non si possono fare perché dobbiamo favorire i big match in un certo modo e quindi non coinvolgere troppe partite così. E già escludi una serie di accoppiamenti. Le richieste pure tipo del Napoli, fateci giocare in trasferta, quindi devi stare per forza da una parte e quindi costringi per esempio le squadre con due, le città con due squadre a mettersi in un certo modo. Cioè alla fine comunque è pilotato, capito? Ci sono poche, non c'è un'integralità del sorteggio, capisci? È a caso. No, ci sono troppi paletti, troppe cose stabilite che poi servono in futuro, quindi non mi piace più. Voglio il sorteggio integrale pure degli arbitri. Quando vinse il Verona, quello fu. Abbiamo fatto Non anche mi un piace. avvicendamento adesso. Sensazione che Sarri possa essere esonerato, mantenga quell'impianto che aveva lo scorso Ventura in nazionale, quello dovrebbe essere. Ma l'effetto, qualcuno diceva, è l'effetto Maifredi. Lo scorso anno Quello potrebbe essere. risultati nei derby, speriamo che quest'anno di percorrere Ma le stesse Lazio-Roma, la Lazio che fa Simone Inzaghi in bicicletta? quanto riguarda l'ultimo derby. La vedete la telecamera dietro di quello? Cioè oramai il calcio è questo. Li lasciate allenare in pace? No, a Maveri tutto cosa. Sui giornali riferite in quel caso a Milinkovic Savic oppure fino a un certo punto? Savic. Io le dico subito, ho una cultura un po' particolare, porto un impermeabile estate-inverno, per cui sono abituato a non leggere i giornali, non seguire trasmissioni, quello che dicono, e si fa troppo collaborare su situazioni che poi devono essere concretizzate, nessuno le cerca. Nel momento in cui si verificheranno le valuteremo nel rispetto degli interessi del calciatore, del suo staff e soprattutto del club, quindi cercando di contemperare quelli che sono chiaramente gli interessi di tutti. Contemperiamo gli interessi di tutti. La Roma, adesso ne parleremo anche con Fienga, con il CEO della Roma, ha cambiato tanto rispetto alla Lazio, no? Come dicevo prima, Giacomo, ottima domanda. Ottima domanda, perché il Napoli fallisce sempre in questa cosa qua, non manda mai nessuno di ufficiale. ADL è rimasto a Napoli, non ho visto, ci sta Giuntoli. Questa è una di quelle cose che io contesto alla società, cioè la presenza nei momenti che contano, cioè tu devi far vedere la tua presenza. Mandare Nedved significa un fatto, mandare il presidente, se i nostri, chi è il personaggio che dovrebbe stare là? Giuntoli, che non parla mai, che è un addetto ai lavori, molto addentro alle cose, ma alla fine non ha un'influenza, non è interessante da intervistare. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, stiamo comprando giocatori, direi, pensandoci molto, è soltanto ciò che ci serve. Siamo molto soddisfatti dell'allenatore. Vedi, anche questo è poca roba. Non è un'immagine buona per Roma questo qua. Alla seconda giornata. Da Diavarà 2024. Comunque, rompe il ghiaccio da subito. Presentato come grande acquisto. Noi l'abbiamo lasciato andare proprio come. Riteniamo di. Ma quello è De Santis, guarda De Santis. De Santis io lo adoravo come uomo. Grande carisma, un grande leader. Si vedeva che doveva fare il dirigente, se non l'allenatore. È persona preparatissima. Può essere che ti ho visto in un video di Gennaro Dauria. Giulia, assolutamente sì. Io l'ho conosciuto, l'ho frequentato un pochino. È un personaggio senza precedenti. Sono fierissimo di aver fatto parte di quel video. E se non mi sbaglio, tu quello che forse hai visto era una caccia ai fantasmi, dove noi andammo in un bosco.
a cercare questi fantasmi, case abbandonate, bambole assassine e possedute. Ed è stata veramente un'esperienza che non riesco a dimenticare mai. E poi feci le musiche di questo video, quindi mi divertii anche a fare una musica. Ma sì, è vero, è un mito per me. Cioè, io sono cresciuto sentendo la radio di Gennaro Davide. Sono il primo fan. Allora, è pure interessante. Cioè, Fiorentina, Napoli, Juventus, Napoli, Fiorentina, povera Fiorentina. Sul campo del Verona c'è Napoli-Sampdoria, la Roma in casa con il Sassuolo, Torino ospiterà il Lecce, la Lazio a Ferrara contro la Spalla, sarà il 15 settembre la terza. Quindi qui non succede niente praticamente di interessante, solo la Fiorentina-Juventus per un fatto di ambiente. Inter Udinese, bah. Importante, interessante, le chiedo al di là di questa sfida anche quali sono i vostri obiettivi per questa stagione. Sì, no, direi che la città ci ha accettato abbastanza in un modo molto positivo. Dobbiamo far crescere la società, dei vari progetti. Certo, per la Juve, Giacomo, non hai torto, nel senso, i nostri giocatori magari vincono 4-0 col Parma, ok? Stiamo lavorando in mercato. Però poi devono tornare un attimo coi piedi per terra, perché noi daremo battaglia. Poi il risultato si vedrà, però daremo battaglia sicuramente, perché si è visto l'approccio che Napoli ha avuto col Liverpool, no? E quest'anno, voglio, cioè, al di là di clamorose debacle e di, insomma, di situazioni arbitrali sospette o spudorate, noi veramente abbiamo il dovere di provarci sul serio, cioè di vincere tutte le partite senza proprio... Cioè, l'obiettivo reale è provare a vincere lo scudetto. Poi loro sono favoriti perché sono più forti e sono più aiutati. Ma io no. È difficile. Evidentemente questo. Andiamo avanti. Però vediamo anche la prossima giornata di campionato se ci regala altri spunti, perché qui siamo partiti fortissimo. Siamo solo alla quarta giornata, è il 22 settembre e c'è Lecce, ok, quindi facciamo Sampdoria e Lecce e devono essere 6 punti qua. 6 punti senza proprio profferire. Senza profferire. 4 giornate di campionato, la Fiorentina giocherà a Bergamo con l'Atalanta a proposito di partite. C'è il derby? Evidentemente Juventus in casa con il Verona, il Napoli a Lecce, la Lazio in casa contro il Parma, ma soprattutto il derby di Milano. Sarà il debutto di Giampaolo. Sì, sarà il debutto di Giampaolo vabbè, il debutto di Giampaolo, cioè, nel derby. Il debutto di io lo ascolto ancora le repliche. No, Giulio, ma per forza, cioè io, capito, lo seguo su... Cosa vi ha colpito di lui? Su Facebook, lui è un genio. Non devi credere a quello che dice, ma è un genio per come ha creato il personaggio. I radioracconti sono bellissimi. Lui che mentre racconta si imbroglia, mette la musica sbagliata, è qualche cosa di spettacolare, spettacolare. Io sono un fan delle famose telefonate famose, la signora di Montuoro, dove fanno le pelli, ma ci sono delle cose, i fan, quelli più sfegatati, amano i radioracconti di Greta, tutte quelle cose là, sono spettacolari. Da quanto tempo vivi a New York? Sono 7 anni oramai. Sicuramente migliore, un po' più... Guardi, due cose. Allora, l'esclusione dalla Coppa, certo, ci ha fatto male, ma ci ha fatto molto bene toglierci di dosso questo fardello del financial fair play che ci torturava da molti mesi. E poi, secondo, invece, per quanto riguarda il team, abbiamo un team estremamente competente. Naturalmente, chi è chi sto giù? È Robro Milan. Che si muovono in sintonia sul mercato e sono convinto che faranno delle ottime operazioni. Chi è chi? Grazie al presidente Scaroni, andiamo avanti, siamo alla quarta giornata di campionato, andiamo con la quinta dove troviamo la Juventus impegnata in trasferta contro il Brescia, Inter-Lazio a San Siro la quinta giornata, Roma-Atalanta, il Milan in trasferta contro il Torino, il Napoli in casa. Inter-Lazio bellissima, Cagliari-Napoli infuocata andiamo avanti con la sesta, e Roma-Atalanta molto interessante. Ragazzi, non ci dimentichiamo l'Atalanta, che si sta mantenendo i giocatori e farà un buon campionato, sempre in accordo con l'impegno di Champions, dove probabilmente usciranno, però
Tra le altre segnaliamo Juventus, Spal, Napoli, Brescia, ok. Quindi abbiamo un filotto, tra virgolette, facile. Torino, Napoli, tosta. E qua devi fare il più 3. Devi sperare che l'Inter vince con la Juve e tu devi vincere a Torino. Qua devi fare il più 3 meno 0. Un'idea sicuramente più chiara anche sulle due squadre, no? Sul lavoro di Conte. Ah, sì, Fassone 2, ok. L'Atalanta in Champions, la Juve è la Cenerentola. Però se tu analizzi, se loro mantengono Zapata, Ilicic, Gomez, sono 3 giocatori che se in forma possono mettere in difficoltà chiunque, qualunque difesa, perché hanno i colpi. Sono 3 specialisti del ruolo. Gomez ti può lasciare a terra chiunque tu sia, terzino. Ilicic può metterla in testa a Zapata in qualsiasi modo, e Zapata può fare gol in qualsiasi modo. Quindi questa è la forza dell'Atalanta, e questa è stata la forza dell'Atalanta l'anno scorso. In difesa devono stare attenti, ma loro basano tutto sull'intensità. Ti pressano a tutto campo e insomma saranno entusiastissimi di fare queste esperienze e di fare bella figura. Potrebbero essere la sorpresa, potrebbero addirittura superare i gironi, però dipende, cioè la Champions è talmente aleatoria proprio per questo. Cioè tu fai un grande girone e esci lo stesso, come è successo al Napoli in 2 occasioni, oppure ne pareggi 2, ne vinci una, fai una mezza pernacchia alla fine e passi lo stesso perché le altre troppo complicato. Se andiamo a Torino con lo stesso approccio avuto con Liverpool, li distruggiamo sperando di non venire puntualmente meno. Luigi, hai ragione. Noi soffriamo un po' le partite con la Juve proprio mentalmente. Anche se l'anno scorso, va detto, episodio di meretta a parte, abbiamo giocato bene. Poi Insigne fallisce il rigore, ma non abbiamo giocato male con la Juve. Mi hai fatto venire fame, vado a mangiarmi qualcosa, nel frattempo forza Napoli. Ok, Bianca, ok, scusa, però pure io stavo morendo, quindi. A me Insigne è impressionato con Tiri, potrebbe essere il suo anno, speriamo bene. La verità è che Insigne ha fatto sempre bene negli ultimi 3-4 anni. L'anno scorso è venuto meno nella seconda parte della stagione, ma pure aveva cominciato bene. È sempre sulla bocca di tutti perché è napoletano. Che in questo momento immagino ci stia. Ma voi l'avete visto che è successo in Atletico Madrid, Real Madrid? Il suo Bologna in questa trasferta austriaca. Roba da matti. Per ribadire anche in questa circostanza quanto siamo davvero tutti con Sinisa e ovviamente applauso a Mihajlovic. Molto presto. Andiamo avanti con il nostro calendario, andiamo a vedere un po' le altre giornate. Ma com'è brutto che la foto di Sarga Panz vicino a Conte, che invece sta bello slim. Eccolo qua, Juventus Bologna, l'8ª giornata di campionato. Hellas Verona. Ok ragazzi, qua non ci possiamo lamentare. Abbiamo un inizio così e così tosto, però abbiamo un bel filotto da fare, E non so nemmeno se è una cosa buona. Però è perché sei costretto, capito? C'hai la pressione. Qui siamo praticamente alla fine di ottobre, il 27 ottobre 2019 con ritorno il 15 marzo. Spallo Napoli, cioè un filotto. La Juventus contro il Lecce, Roma. Non lo so Giacomo, io credo che non ho seguito la vicenda, ma penso possa stare il secondo finché lui non si sente meglio, nel senso che voglia curarsi e poi rimane in carica. Napoli-Atalanta, ok, qua cominciano le e Juve-Genova, questo è un -3. Perché Atalanta viene a rompere cazzo e casi culo. Poi magari questo video lo dobbiamo recuperare con i pronostici che ho buttato qua a cazzo. Ieri in TV hanno parlato della prima sconfitta dell'Atalanta, della Juve, dell'Inter e del Milan, poi alla fine si sono ricordati che il Napoli aveva Giulia, vabbè. Chiappa a chi? Ed è anche quella di Francesco. C'è un fatto molto bello questo, È no? molto bello, sì. Contro la Roma, l'ex allenatore della Roma che ha portato la Roma in finale di Champions. E Ferrero ha amicato tutti i tifosi perché ha detto che è romanista. Perciò sono due fatti importanti. Il cuore è romanista, ma adesso è sandoriana. Facessero quello che vogliono. Il cuore è romanista. Questa è una barzelletta. Però sarei io il migliore.
Che obiettivo si pone quindi, Presidente, per il prossimo anno? Che obiettivo pone anche al suo allenatore? Lei come se dicesse a nostro quanto è buono il vino. Quindi fare il meglio possibile. Mi pongo un obiettivo che non mi ferma dai 57-58 punti, perché vuole fare un dispetto a Cairo che mi supera sempre, capito? Un punto più di Cairo. Un punto più di Cairo. Io tra poco magari siamo alla follia collettiva. Vediamo l'11ª giornata, poi magari lo sponsor della Samp sarà la Tavernello. Che è proprio robe cocaina, caro amico mio. Siamo oltre il vino qua. L'11ª giornata troviamo Milan-Lazio, Torino-Juventus, la giornata del derby di Torino arriva il 3 novembre. E Roma-Napoli. Come fanno a non essere tutti questi? Sono tutti big match, tutti concentrati. 2020 c'è anche Roma-Napoli. Questo è un macello. Roma-Napoli e il derby tra Torino e Juventus. Perché Milan-Lazio, Roma-Napoli e Torino-Juventus sono 3 partite che, mamma mia. Ha un obiettivo, ha un obiettivo. Bene, fa piacere. Infatti. Urbano, invece Cairo è più urbano, vedi, un poco più. Però poi c'è anche il derby. No, ho visto, infatti il 3 novembre, poi il 5 aprile. Però devi cacciare i soldi, Cairo, se vuoi Verdi, perché a noi Maximovic ce l'hai fatto pagare fino all'ultimo. Belotti non ce l'hai voluto dare. Cioè non ce l'abbiamo forse manco chiesto, però lo volevo io. E se vuoi Verdi, amico mio, il violino più piccolo del mondo. È abbastanza particolare perché comunque abbiamo avuto tante richieste. Oggi vogliamo sicuramente fare ancora una cosa, o meglio fare la prima cosa, perché ci vuole qualcosa in attacco, però ecco, va fatto con molta attenzione, aspettando. Voglio, ma così non si può fare, lo streaming che si ferma. Comunque questo è io così che vedo le partite, quando la giornata non è buona. Daniela Rossi, come ti permetti? Che ci fai qua? Adesso vogliamo, vedendo un po' di incroci che come ti permetti di dire una cosa del genere su questo canale? La giornata sarà il 10 di Juventus-Milan, tanti auguri. L'Inter in casa contro il Verona. E qua ci abbiamo Napoli-Genoa, ok. E qua deve essere più 3. Capito? Non è una previsione, ma queste sono le giornate decisive per muovere gli equilibri. Lo capite quello che sto dicendo? Milan-Napoli e Atalanta-Juventus. Interessante. Interessantissimo. E l'Inter dove sta? Torino-Inter. Non male questa giornata qua. Ah, che IPTV usi? Sto su un amico. Chiama. Non lo so se lo posso dire in realtà, perché lui manda il link in privato, se no lo bloccano, no? Non te lo posso dire. È un amico che, diciamo, ha un occhio di riguardo per tutti i napoletani all'estero e mette i link su un suo sito. E magari se lo vuoi sapere in privato te lo scrivo in privato. E quindi no, fa un lavorone, mette tutte le partite, è un grande, però chiaramente essendo un servizio in streaming e lui va sempre fuggendo per non essere beccato, è complicato. Ma non c'è un'emittente americana che trasmette la Serie A? Ti dico la verità, non ci ho guardato, nel senso che io pure per il lavoro che faccio alcune partite le perdo a prescindere. Non ho la televisione, faccio tutto sul computer, quindi sarebbe comunque un servizio di streaming, tanto vale. Sarebbe veramente importante arrangiarmi con questo qua che comunque le mette sempre, poi ogni tanto si ferma, sono in ritardo, cioè devo spegnere il cellulare, quello che devo fare è questo per resistere, poi alla fine riesco a vedermi. Vincenzo Nulli, forza Napoli, è solo Napoli sempre, amico mio. Poi c'è la pizzeria Ribalta, gli amici miei Rosario e Pasquale che trasmettono la partita tutte le volte, quindi quando proprio, capito, quando tutto manca posso andare là, però io preferisco vederla da solo perché sono ansioso. Gli elefanti, passiamo al documentario sugli elefanti. Un nuovo allenatore, Andreazzoli, quindi sarà un debutto nella panchina del Genoa, per lui anche speciale nel primo derby. Che cosa gli ha colpito? Perché avete scelto Andreazzoli e che cosa gli avete chiesto magari? Abbiamo scelto Andreazzoli perché vogliamo ripartire dal calcio, pensiamo che sia un maestro di calcio, così sembra, quindi siamo molto contenti di questa scelta. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto Andreazzoli.
Allora Giorgia, intanto grazie a Zarba, volevo coinvolgere anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, mentre Giorgia la vedete la paura negli occhi della gente? Cioè ci sono persone che sono tagliate per fare un lavoro dove tu hai a che fare con la gente, sai rispondere alle domande, hai carisma, Io sono contento. e persone che non sono tagliate per questo. Quando uno risponde, scelta Andreazzoli perché vogliamo ripartire dal calcio, l'ho detta bene? L'ho detta bene? Speriamo. E poi quando è tornato ha fatto veramente vedere un calcio bello con la partita pirotecnica dell'ultima giornata con l'Inter, no? Una retrocessione. Sono in una fase di giudizio altissimo, giudico tutti. Sotto certi aspetti. Lui, per esempio, Marchegiani, banalità iosa. Non vede le partite, vede gli highlights e parla delle partite, perché non le puoi vedere tutte e avere un'opinione su tutte. Lui, grande contraddizione sempre, dice una cosa, poi dice il contrario per cavalcare un certo momentum, soprattutto quando parla degli episodi arbitrari. È gente proprio che mi fa ribrezzo, veramente. Con Carnevali, per parlare anche di De Zerbi, perché voi ripartite da lui in questo caso. Sì, beh, innanzitutto finalmente che riprendiamo, abbiamo visto sti calendari, perché ormai 2 mesi senza calcio è tanto. Sono d'accordo. Da lui e ripartiamo con Faccio il musicista, Salvatore, quindi molto spesso la maggior parte dei miei impegni lavorativi sono durante il weekend, quindi ti lascio immaginare che Juventus-Napoli, la famosa partita del gol di Koulibaly, io ero sul palco. Tra l'altro era pure una cosa importante, con telecamere, stavano girando un documentario di quella cosa, cioè era la parte finale di un documentario dove io stavo sul palco e non potevo chiaramente controllare il cellulare. A fine serata ho dato il cellulare, perché poi era una cosa pure mediana, cioè tremenda. Do il cellulare al mio batterista e dico mi devi dire tu, perché io non riesco a guardare a partita finita. E lui mi abbraccia, e lui non è tifoso del Napoli e non se ne frega niente del calcio, mi abbraccia solamente. Io dico no, non mi abbraccia, che è successo? Quindi ho visto il gol di Koulibaly, l'ho visto su uno schermetto così piccolo. Penso un po', quindi veramente poi un fatto di fusi orari, cioè quando giocano la sera giocano alle 2, quindi io riesco a volte a vederle quando ho una serata tarda, ma quando devo partire prima e viaggiare in macchina, Paolo Del Genio e Carmine Martino sono la mia risorsa. È il sick wolf degli opinionisti sportivi, Marchegiani. Bravo. Ed è un ottimo paragone, perché Sick Wolf, per quanto mi sia simpaticissimo, lo adoro il modo in cui fa YouTube, non puoi, capito? Non puoi avere un'opinione specifica sulle cose del Napoli, perché non ne sai niente. Allora io un video sulla Roma non lo farei mai, perché che ne so Fonseca come vorrà giocare, che ne so qual è il posto migliore per far giocare Florenzi. Immagino che Florenzi sia meglio in un 3-5-2 a fare tutta la fascia e non terzino puro e non attaccante puro, ma che ne so, l'ha visto qua 4 volte. Quindi tu non parlare di Verdi, di Mertens, perché non ne sai niente, non lo hai visto giocare, non lo puoi sapere, non lo sanno bene quelli che lo fanno di mestiere, figurati gli youtubers. Non si fa così. Donato Inglese, tutti questi qua, capito, che parlano un po' di tutto per acchiappare più visualizzazioni possibili, eccetera eccetera. Bisognerebbe specializzarsi, secondo me. Poi, se io parlo della Juve è perché la Juve è la competitor diretta, quella che noi cerchiamo di avvicinare per un fatto di obiettivi personali, allora ne devo parlare per forza. E ho visto più partite perché mi interessava sempre vedere se giocavano sempre una chiavica, se venivano aiutate, quindi avendo visto di più posso parlarne di più. Ma le altre squadre, cioè non so, il Milan, l'Inter, non ne ho seguite, non mi interessa nemmeno. Dobbiamo subire pure la pubblicità. Quante giornate mancano? Poi su video non è che può essere lungo. E poi c'è il Rand che li spezza tutti.
Se facciamo 4 punti le prime 2 giornate, allora la vedo alla grande quest'anno. Domenico, sì, già sarebbe un'ottima partenza, perché se pareggi con la Fiorentina e vinci con la Juve è straordinario. Se vinci con la Fiorentina e comunque pareggi con la Juve è comunque buono, perché pareggi fuori casa e li mantieni là e gli hai tolto 2 punti in casa loro. Quindi veramente la tua osservazione è giusta, perché poi chiaramente tutti gli scenari, 6 punti, miracolo, cominciamo già a sparare, a aprire le bottiglie di champagne, cose che non dovremmo fare. Se invece ne facciamo meno, cioè ne facciamo 3 punti e ne perdiamo una, dipende da quale perdiamo, per stabilire gli umori personali, perché se perdi con la Fiorentina e poi vinci con la Juve ti esalti di nuovo. Viceversa invece ci deprimiamo e cominciamo a bestemmiare che De Laurentiis doveva pigliare a Pepe, che Icardi era meglio di Milik, che James è stata tutta una finta e tutto questo, perché questo facciamo noi. E quest'anno specialmente, visto che tutte le trattative sono state alla luce del sole, ci saranno i famosi regrets, cioè quelli che si pentiranno e diranno: ah, vedi, te l'avevo detto io, il famoso te l'avevo detto io. Mentre gli anni scorsi si parlava di Cavani, si parlava di Di Maria, ma non c'è mai stato niente di concreto. Quest'anno la trattativa James alla luce del sole, gli agenti di Pepe sono venuti a Di Maro. Su Icardi ancora non sono sicuro, però ne parlano come una cosa. Il Napoli dice che l'ha trattato prima, quindi può essere che ci abbia ripensato, visto che doveva essere deprezzato. E Lozano è uscita perché Raiola, fondamentalmente. Però queste 4 trattative sono bene o male alla luce del sole come probabili, papabili e possibili. 6 punti, cornetto da Giampaolo. Non lo so. Io dico alla fine Icardi. Voglio. Cioè 80 milioni vogliono. Hanno rifiutato 60 milioni. Il Napoli ha offerto 60 milioni. L'ultima e attesa giornata di campionato. Prima di arrivare lì voglio salutare Ioris Francini, co-presidente AMG. Bravo Giacomo, ma infatti questa era l'unica cosa che mi faceva piacere nel rinforzare l'Inter, che essendo più competitiva crea più equilibrio in... Sì, perché anche per voi è tempo di preparazione, vi state preparando. Poi addirittura Aris dici che perché giustamente lo esonerano prima e quindi non viene a San Paolo. Beh, mi dispiacerebbe pure a me, insomma, per una questione che mi volevo togliere quello sfizio del pernacchio al 71esimo o del silenzio. Ma significherebbe un esonero, significherebbe che le cose non stanno andando bene, quindi dove firmo? Perché ridono? Che sta succedendo? Molto concentrati, vogliosi di iniziare. Sarà un campionato anche dal punto di vista tecnico molto importante, perché ci sono tante novità regolamentari che bisognerà spiegare bene a tutti quelli che poi in campo ne devono fare tesoro. È un momento importante perché c'è tanta euforia, c'è tanta serenità e speriamo che gli stadi diventino sempre di più un luogo di divertimento e di, diciamo così, riscoperta dei valori. Meglio le zone, sì. Al di là di quelli che Maurizio, d'accordo. In campo, che oggi vincono tutti lo scudetto, poi magari fra 10 giorni vedremo come va a finire. Grazie. Grazie Nicky, buon lavoro naturalmente. Adesso andiamo a vedere le ultime 3 giornate che ci restano, 17, 18 e 19. Nicky, ti odio a prescindere, non ti ho manco sentito, ma ti odio a prescindere. Come sarà? Qui siamo alla 17esima, cioè il Sassuolo, il Sassuolo. Prima della sosta natalizia, vedrà impegnato il Milan a Bergamo con l'Atalanta, l'Inter in casa col Genoa, Fiorentina-Roma. Gran bella partita, Lazio-Verona, la Juventus... Atalanta-Milan, Fiorentina-Roma sono interessanti. La Sampdoria, il Napoli chiuderà la prima parte contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Babbo, Torino-Spal, Udinese-Cagliari, Parma, le due trasferte, Sampdoria e Sassuolo. 18esima giornata che avrà non so che dire. 17 maggio del 2020. Napoli-Inter, eccola qua. Napoli-Inter alla penultima di campionato. E qua è dove la Juve può allungare. La Roma contro il... Che l'Inter ci ferma su un pareggio senza giocare a pallone, la Juve fa 5 gol Cagliari.
che si disputerà all'andata il 12 gennaio del Lazio-Napoli è tosta. Ma cominciano tutte le partite toste una dietro all'altra, perché se c'è il calendario favorevole troppo. Lazio-Napoli, Roma-Juventus. Ricordiamo che Lazio e Roma giocheranno in casa alla 19esima. Roma però, Inter-Atalanta, Lazio-Napoli, Roma-Juventus. Giornata di fuoco. Dunque Roma-Juventus, Lazio-Napoli. Però Giornata di campionato. il giudizio vero sul calendario si può fare quando si sanno gli incastri con gli impegni di Champions. Perché chiaramente tu puoi permetterti di fare un po' di turnover, Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione? puoi farlo in vista della Champions, altrimenti se non hai partite importanti gioca con quelli là migliori sempre. Effettivamente ci sono state richieste anche per Però non lo so se Ancelotti la pensa così. Fa giocare Ospina, Carnezzi, si fa giocare tutti. Insieme dobbiamo affrontare questo nuovo campionato che sarà difficilissimo e quindi dobbiamo partire tutti uniti. Il mister è rimasto, il gruppo anche dei giocatori più o meno identico all'anno scorso, quindi Giacomo, questo è un ottimo punto di vista. sempre quello della salvezza. Speriamo di Negli scontri riuscire a diretti salvarci prima come è successo quest'anno. può avvenire quella cosa di mentalità che il giocatore tende a essere conservativo, dice noi abbiamo vinto un sacco di scontri diretti difendendoci bassi, tanto un gol prima o poi lo facciamo, mentre lui vuole impostare la squadra sempre all'attacco, col controllo del gioco, il pallino del gioco, e a volte può succedere un tilt nelle teste dei giocatori. Questo sta succedendo fondamentalmente nelle amichevoli. Partono male e poi migliorano nei secondi tempi, penso quasi sempre sia andata così. Quindi la squadra che comincia in un certo modo, tengono ancora un po' che paura, non si fida, e poi dopo, capito, carburano, prendono un po' di convinzione, fanno magari un paio di scambi veloci, si esaltano e dicono giochiamo così. Pappò Caccesord, Francesco Carpine, spiegami il tuo punto di vista. Cioè, che cosa intendi per cacciare i soldi? Tutte e tre, perché chiaramente tutte e tre. Che cosa vuoi che succeda? Vediamo se sono d'accordo con te, perché sotto certo punto di vista io sono d'accordo. De Laurentiis deve fare due acquisti, deve prendere una punta che si alterni con Milik e deve prendere un trequartista, perché vorrei liberarmi di Verdi e un ass, e quindi numericamente serve uno che giochi o sulla destra o dietro la punta. Quindi sotto quel punto di vista i soldi vanno cacciati, ma può anche non cacciare i soldi e dare Verdi un ass e comprarne uno e poi spendi solamente per la punta. I presidenti sanno che devono muoversi. Hai preso Manolas, hai preso Di Lorenzo, hai preso El Mas, toppe, no? Poi è vero che ci sono delle piazze. L'anno scorso hai preso Meret, hai preso Verdi, i soldi li caccia. Poi magari ti può piacere o non piacere l'acquisto. Hai preso Fabian Ruiz, i soldi li caccia e non vende. Il Napoli è una delle squadre che vende di meno, ragazzi, questo ve lo dovete mettere in testa. Il Napoli i giocatori forti li ha sempre tenuti, a meno che non sia successo la cosa clamorosa della clausola Higuain o Cavani o Lavezzi, ma negli anni quelli erano tutti acquisti inevitabili, clausola o non clausola se ne sarebbero andati. Koulibaly tenuto fino alla fine, fino a probabilmente l'anno prossimo, Callecon fino alla fine, Mertens fino alla fine, Hamsik fino alla Cina, molto creduto in un anno che per noi è speciale. Guagliù, Gulam trattenuto quando lo volevano tutti, Zuniga pure all'epoca lo voleva la Juventus, comunque non andò, fece la truffa più grossa della storia. 5 anni a riproporci con una squadra che secondo noi ha tutti i requisiti per fare un buon campionato. De Laurentiis dovrebbe fare di più e fare lo stadio a Napoli, quello sì, sicuramente sarebbe un salto di qualità, certamente. Adesso bisogna capire con questi lavori fatti per le università, dove il Napoli ha preso il San Paolo ha preso una bella faccia, è bello da vedere e da inquadrare, non so a livello di funzionalità ma credo di sì. Attenzione, vabbè, stiamo ancora alla 19ª. A quest'ultima con degli obiettivi importanti in ballo, è chiaro. Voglio dire, lo stadio ha un impatto almeno visivo, penso anche di funzionalità diverso, e se il Napoli avesse in gestione il San Paolo già sarebbe, ma una gestione vera a lungo termine, non anno per anno, allora uno può pensare di fare delle cose, fare il merchandising, di fare i bar dentro, perché gli stadi vanno sviluppati in un certo modo.
che ne pare, cosa le sembra una sua Un asse 10 milioni per De Paul. e poi Domenico, obiettivi ma subito lo farei, subitissimo. Beh, gli obiettivi sono Subitissimo, mi piace tantissimo come operazione. sul calendario, niente, sono partito, dobbiamo affrontare. Io poi ve l'ho detto pure da prima, che tutti questi nomi fatti, alla fine noi compreremo uno che non è stato fatto il nome. Assoluto in tutta Europa perché è il più tattico. Però di De Paul se ne parlava all'inizio. Però si parla pure di Ilicic. Direi che già questo basta. l'inizio è abbastanza importante. Certo che piange prima con la Juventus, però insomma le affronteremo tutte. Per salvarci dobbiamo affrontarne tutte una alla volta. Allora, iniziamo a fare un ragionamento anche proprio verso l'europeo. Ma non c'è nessuno per il Napoli, mi fate capire? Verso l'europeo, perché si va appunto a giocare questa edizione speciale degli europei e l'Italia di Mancini. Cioè, devo googlare. In trasferta contro l'Armenia, in trasferta contro la Finlandia, che arriveranno a settembre Sorteggio. per questa qualificazione. Voglio fare un commento col presidente Federcalcio Gabriele Gravina. Ne approfitto per salutare anche Marco Brunelli, direttore generale. Delegato Napoli, cosa sai? Civile, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Buonasera anche a lei. Gravina, il concetto chiave è l'entusiasmo, no? Arriviamo dall'entusiasmo pazzesco che ha portato con sé la nazionale femminile, quello che è riuscito a regalare. Nessun delegato a Napoli, ma quella è una notizia vecchia. Adesso, no, la capacità non ci sa nessuno. del gruppo azzurro non lo so. Solo a te si blocca la live, ma si blocca la live mia. Frutto di un grande lavoro, il calcio. Può essere che quando uso troppo internet vado in difficoltà. Abbandonando quelle tensioni. Vabbè ragazzi, e quindi queste sono finite le giornate. Deve essere un mondo partecipato. 19 più 19, 38. Ai presidenti qui presenti, al presidente Micighe, alla governance della Lega. Quindi che stai? Dobbiamo solamente bellissimo rapporto di cominciare. Quindi quando il calcio fammi vedere se le app hanno già aggiornato a elaborare progetti e proiettare i calendari in maniera evolutiva verso un futuro non credo. straordinario. Credo che è frutto di un grande lavoro, perché credo che non il modo credo migliore più facile di predire il futuro. Vabbè, si parla del calendario momento, scorso. Siamo tutti Babbo, e allora ragazzi, io vi saluto, vi abbraccio. La Lega di A è speriamo che l'acquisto che il Napoli farà. Ma stai scherzando, Giacomo? Il ritorno diverso dall'andata, non lo sapevo. E di una grande collaborazione tra tutti. Ah, già il fatto di fare un secondo sorteggio, hai ragione. E del gruppo azzurro, visto la voglia, no, di migliorare sempre di più la ma qualità del nostro gioco. Forse non lo fanno ancora. Giusto? Siamo praticamente in conclusione. Io invito ancora il presidente della Lega di Cioè, se è così non lo fanno ancora perché vogliono risorteggiare per aggiustare le schifezze. Maronna mia. No, mi viene da piangere, non si può fare. Ragazzi, grazie per essere passati in questa live strana. Abbiamo già detto tutte le cose importanti. Però sì. Buon gioco, competizione, miglioramento del clima tra i tifosi, le squadre, impossibile. Poi, come diceva De Siervo, anche lavorare sul medio-lungo, quindi sulle infrastrutture e sulla modernizzazione non mettere in mani da sacco di tutto il sistema. Lei ha richiamato un attimo fa l'ultima giornata. Per me l'ultima giornata dell'anno scorso, al di là dello scudetto, è stata forse la giornata più emozionante che io ho vissuto tra Champion, Europa League. La partita Inter-Empoli è stata una delle partite. Che stai dicendo? Al di là dello scudetto, lo scudetto era assegnato mesi prima. Quest'anno e il prossimo anno ripeta questa. A proposito dell'incidenza anche del campionato, del calendario, visto che l'Empoli non è stata fortunata a trovare proprio l'Inter in quel momento lì all'ultima giornata. Allora andiamo a rivedere la prima giornata di campionato per chi magari ci segue soltanto da questo momento. Facciamo vabbè, non possiamo fare questo. Va bene, Fiorentina-Napoli, ragazzi, si incontra subito Commisso, che è il famoso commisso, il famoso Joe Pellecchia, perché è proprio l'americano, italiano, un altro cafardo. E speriamo bene che non facciano scherzi, sai, la prima partita con il nuovo presidente. C'è un alibi per tutto, ma noi niente alibi. Andiamo a comprare un giocatore importante in attacco. Anche uno mi basta. Anche uno solo. Anche solo Lozano a questo punto. Me lo prendo e lo compro anche a Fantacalcio. Quindi direi che possiamo salutarci, è stata una bellissima serata. È dura, non ce la faccio più a fare il calciomercato. Tra meno di un mese
Naturalmente buon campionato, godetevi questa Buon campionato clip che a racconta tutti. la qualità Ci del va nostro dire. calcio.